vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al circolo Sport City di via Alvaro del Portillo. Stasera di fronte Goalbet Calcio 8 e Cotton Club per il match clou di questa quarta giornata di Serie A di Lega Calcio 8. Pochi superstiti nella sfida interna contro il Checco e lo Scapicollo, decisa di fatto. Qui si allunga Cosma, probabilmente la tocca, palla in angolo. Galassi, Forcina non riesce a portargli via la palla, poi eccolo il pallone per il numero 9 che calcia in porta, o parabola, non c'è. Fernetti va a coprire. Blandino in avanti, Lefebvre prova forse a coordinarsi, lascia per Cesar che va dall'altra parte di testa, Fernetti para. Parte Angelè col destro, Innocenzi con i pugni, troppo centrale la conclusione del numero 20. Difficilmente leggibile da Lefebvre come un servizio per lui. Qui buona, pallone dentro, Mastrelli, un tacco pazzesco, va a colpire la Dinazzi. Cesar, bene dopo un paio di controlli. Fernetti si gira altrettanto bene, se ne va Fernetti sulla sinistra, il doppio passo del numero 37. Opara si distende, Fernetti che va da Forcina, può coordinarsi, Forcina steso in area di rigore, arriva in questo momento il fischio del direttore di gara che va ad assegnare il calcio di rigore per il Cotton Club. Sta per calciare verso la porta di Opara. Parte col mancino Cesar, gol all'esordio, 1-0 su calcio di rigore, il Cotton è in vantaggio. Tutti appostati. Parte Angelè, palla che sbatte sul palo al Santini. Tubani. Va via Tubani su Fernetti, Tubani mette la palla dentro, la stoppa Mastrelli, calcio alto. In questo momento il triplice fischio del direttore di gara, esulta la panchina del Cotton Club perché senza un portiere titolare con Innocenzi in porta ha battuto per 1-0 la Goalbet.